Lecce stende anche il Portogruaro nell'anticipo e riamplifica i punti di vantaggio sul Carpi. Lerda sceglie il 3-5-2 come preannunciato. L'avvio di gara è soft. Prova a smuovere le acque Esposito, che stacca sul corner ma manda alto. Al minuto 19 passa però il Portogruaro. Corner di Cunico, la testata vincente è quella di Patacchiolla che firma il primo svantaggio stagionale per i giallorossi. Il Lecce, preso lo schiaffo, reagisce. Prima Bogliasino calcia pericolosamente con il sinistro, poi Pia manda alto il cross di Tomi. Il pareggio arriva dal dischietto con Blondet che aggancia Marin, lanciato a rete da De Rose. Dagli 11 metri Pia che colpisce la sua ex squadra per il primo gol salentino. Il Portogruaro prova a spaventare nuovamente Benassi, bravo ad alzare in corner il tiro di Cunico. Dopo la mezz'ora il signor Zacchi decreta un altro rigore per il Lecce, ma corregge la decisione aiutato dal guardaline. Dalla punizione nasce il gran destro di De Rose, sventato miracolosamente da Tozzo. Ad inizio ripresa la squadra di Lerda effettua il sorpasso con il colpo di testa di Bogliasino, annullato ingiustamente per fuorigioco. I padroni di casa continuano a spingere, trascinati da Tomi, motorino inesauribile sulla corsia sinistra. Prima Pia non arriva sul suo cross, poi l'ex Foggia spara sul fondo. La giocata vincente dopo il quarto d'ora. Ancora Tomi mette in mezzo, dall'altra parte arriva Vanin che allunga la lista di marcatori della cooperativa del gol. Lecce che potrebbe arrotondare il punteggio. Falco calcia al lato col sinistro dopo un buon dribbling. Tomi spara sul portiere da calcio da fermo e Giacomazzi fallisce un rigore in movimento dopo l'azione di sfondamento a destra di Semenzato. L'ultima chance per il Tris capita sui piedi di Malcore, che si fa però ipnotizzare da Tozzo in uscita. Finisce 2-1, gara complicata per avversario e assenze, ma anche questa volta il Lecce ha risposto con la sola lingua che conosce ormai a memoria, la vittoria.